Mondo Facebook, buongiorno a tutti, spettacolo in live per voi. Per una ricetta molto tradizionale e anche che ci aiuta alla nostra regione e alla nostra terra di incrementare il limone siciliano, che credo che il limone siciliano sia uno dei più buoni al mondo, sono i più buoni in tutto, specialmente quello di Bagheria. Adesso andiamo a fare, quanti di voi il ristorante al nord, in Germania, in Francia, Spagna, che è siciliano e il ristorante là, magari all'ultimo servirete un bicchierino di liquore o amaro alla gente o al caffè per digerire. Per incrementare anche questo si può offrire anche il limoncello siciliano fatto da me. Vi faccio vedere come si fa la ricetta del limoncello siciliano per incrementare un pochettino il limone siciliano. Tutto qua. Adesso ragazzi, serve per fare il limoncello siciliano 13 limoni verdi su questo colore di qua, guardate questa misura, 13 limoni. Dico, fatene tesoro di questa ricetta, anche chi è in Europa a lavorare per fare un buon limoncello siciliano. Potete chiamare un po' spettacolo di spettacolo per farmi avere qualche cassetta di limone a disposizione, io ve la faccio arrivare sul vostro locale. Almeno fate un limoncello siciliano, un spettacolo di spettacolo. Ripeto, 13 limoni di questi, 13. Poi serve 1,5 litri d'acqua naturale, 1 litro di alcol puro 96 gradi, questo in un comodo supermercato lo trovate, e alcol puro 96 gradi. Ok, adesso vi faccio vedere il procedimento, la preparazione, perché almeno ci vogliono 17-18 giorni per il risultato finale, che è un'eccellenza veramente. E allora ragazzi, limone sul verde così, probabilmente il limone siciliano, se avete quello di Bagheria è meglio ancora, perché il limone di Bagheria ha molto spirito, ok? E per fare il limoncello è un prodotto ottimo. Ragazzi, abbiamo tolto la parte dell'estremità finemente così, proprio superficialmente, non prendere la pappa, ve ne faccio vedere solo due, e la polpa bianca dovete cercare di non prenderla, giusto? Ve ne faccio vedere due. Quindi proprio dovete andarci proprio finemente, proprio a prendere solo la buccia, possibilmente se c'è un limone biologico meglio ancora. Vedete ragazzi il limone, poi magari con questo che rimane vi fate una spremuta di limone, vi fate una granita, ok? Questo è il risultato. Ne facciamo un altro, il colore più verde è, più spirito c'ha il limone, ok? Ne faccio solamente due, in modo tale che già ne abbiamo fatti 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e una 13. Ok ragazzi, limoncello fatto in casa. Faccio solo questo di qua e faccio tutta la preparazione. E allora, alcol puro, 13 limoni, 1,5 litri d'acqua e 1 chilo di zucchero per la dopo preparazione. Ok, un contenitore di questo in vetro, ci siamo? Andiamo a mettere tutte le bucce del limone qua dentro, tutte. Sono 13 limoni e andiamo a mettere qua dentro. Questo è un contenitore, un recipiente con chiusura che è almeno 5 litri. Il risultato sarà quasi 3 litri di limoncello. Ok? Limoncello fatto in casa, da offrire ai vostri ospiti, se avete un locale, di fare assaggiare alla gente un prodotto artigianale, genuino, più che altro è buono. In questo caso andiamo a prendere l'alcol puro, che è 1 litro. Abbiamo detto 13 limoni sono la scorza e 1 litro di alcol puro da 96 gradi, ok? In un supermercato lo vendono.
lo mettiamo tutto qua dentro, ragazzi. Ok, dopodiché ragazzi si chiude. Questo di qua deve rimanere una settimana così, una settimana. Dopodiché l'alcol diventerà verde, quasi il colore della buccia. Quando avete fatto questo procedimento, dopo una settimana, prendere 1,5 litri di acqua naturale e 1 chilo di zucchero. Dopodiché versare in un tegame e sciogliere lo zucchero in acqua. Ok, non ve lo faccio vedere adesso perché questo lo dovete fare dopo una settimana. 1,5 litri di acqua e 1 chilo di zucchero. Sciogliere nell'acqua. Quando raffredda un pochettino, prendete e lo buttate di nuovo qua dentro, il composto, acqua e zucchero. Dopodiché un'altra settimana e poi il limoncello è pronto, ragazzi, un spettacolo di spettacolo. Andate a fecciare poi tutte le bucce con un culino e poi ve le potete mettere in comode bottiglie di vetro dove volete. Io adesso l'ho preparato adesso, poi fra una quindicina di giorni vi faccio vedere il risultato del limoncello. Ok, quando deve fare? Poi adesso salutiamo il bar del Cessore di Corleone, produzione artigianale del cannolo, spettacolo di spettacolo, li apro in live. Ne vado a gustare uno assieme a voi perché i cannoli siciliani sono un spettacolo di spettacolo. Guarda che cerchiamo, guarda che spettacolo. Wow! Andate a fare, io onestamente a del poco uno tasto qua in live. Ragazzi, grazie di cuore per il pensiero, lo spettacolo di cannola. Buono. Mondo di Facebook, con spettacolo di Cagnuola, bar Excelsior di Corleone, che salutiamo per questo magnifico pensiero. La ricetta del limoncello, tra 15 giorni vi faccio vedere il risultato finito. E che dire ragazzi, viva la Sicilia, lo spettacolo di spettacolo. Ciao!